Ben ritrovati dalla redazione. Due interventi nel giro di un paio d'ore a via Sette Fontane a Trieste, sempre davanti allo stesso bar, al Civico 13, una zona già teatro di innumerevoli liti, risse e aggressioni, dove spesso l'alcol fa la sua parte. La polizia ha immobilizzato e ammanetato un uomo di mezz'età originario dell'est che si è reso responsabile di un parapiglia in strada nei pressi del locale. 2 ore dopo le volanti sono nuovamente ritornate sul posto per una feroce lite tra un gruppo di clienti del bar e una dipendente. Grave incidente all'altezza della cartiera del Timavo. Un militare di 39 anni del reggimento Piemonte Cavalleria di Opicina, che percorreva la statale in sella ad uno scooter proveniente dalla zona dell'Isert in direzione Lupi di Toscana, ha tamponato forse per distrazione una macchina ferma al semaforo diretta a sua volta verso Trieste. Il Centauro, in seguito all'impatto, è volato dal mezzo per diversi metri, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto con la macchina ha proiettato lo scooterista per svariati metri. Sul posto, dopo l'incidente, i sanitari del 118 che, constatando la gravità delle condizioni del ferito, hanno allertato l'egli soccorso, deputato a trasferire l'uomo in codice rosso. L'uomo era in coma, ha riportato un trauma cranico e a una spalla, è stato intubato e stabilizzato, ma non rischia la vita. Un accertamento sulla frattura alla vertebra toracica di Liliana Resinovic, un ulteriore sull'epoca della sua morte, poi le analisi genetiche su alcuni oggetti e sugli elementi piliferi trovati sul corpo e sugli abiti della donna. Potrebbero essere questi i quesiti che la difesa di Sebastiano Visentini, indagato per l'omicidio della moglie, inserirà nella richiesta di incidente probatorio che entro 10 giorni depositerà al GIP. Sport basket sarà a Treviso, nella cornice di un palaverde, per una sera chiamato a colorarsi biancorosso, la sede del match che alle 21 di domani vedrà la pallacanestro Trieste sfidare la Germani Brescia in gara 3 dei quarti di finale playoff. Respinto il ricorso avanzato dalla società al collegio di garanzia del CONI avverso alle 2 giornate di squalifica rimediate dopo il match disputato in casa contro Trento. Dopo aver giocato a Verona l'ultima sfida di regular season contro il Banco di Sardegna Sassari, dunque, la formazione di Christian sarà costretta a giocare in campo neutro anche il terzo episodio della serie playoff contro Brescia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianure e costa cielo variabile, sulla zona montana nuvoloso. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi che si presenteranno fin dal mattino sulla zona montana, mentre sul resto della regione più probabili dal pomeriggio. Temperature minime in pianura fra 12 e 15 gradi, le massime fra 22 e 25. Sulla costa minime fra 15 e 17, massime fra 19 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.